Non si ferma l'ondata di profughi in arrivo nel Veneto e in questi giorni erano annunciate 320 persone, infatti, delle quali circa 200 sono già sul territorio, 47 a Treviso, altrettante a Venezia, 54 a Vicenza e un'ottantina a Padova. In occasione della visita del capo della polizia Alessandro Pansa, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Peschiera del Garda, si è svolto anche un vertice tra i 7 questori del Veneto a Verona. All'ordine del giorno la questione profughi, con le proteste dei sindacati di polizia che dopo aver incassato l'accordo con il governo sulla questione del blocco degli stipendi lanciano ora l'allarme sulla sicurezza degli agenti e sui pericoli sanitari. Noi stiamo gestendo l'emergenza immigrazione più grande che mai il nostro Paese ha avuto. È chiaro che le forze dell'ordine, la Polizia di Stato in primo luogo in questo momento stanno facendo uno sforzo straordinario, al di là probabilmente anche delle loro forze, con tutto l'impegno che ha sempre contraddistinto la Polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine di affrontare le problematiche. Quindi stanno lavorando in grande difficoltà. Intanto a Vicenza non si ferma la discussione tra lo Stato e l'amministrazione comunale. L'ipotesi di requisire edifici pubblici per ospitare i profughi, secondo il sindaco Variati, è una forzatura che potrebbe alzare la tensione. Il prefetto dal canto suo conferma l'ipotesi, anche se per il momento nel capoluogo berico la situazione sarebbe sotto controllo. È un'ipotesi come ce ne stanno tante altre. Quando mi è capitato di far parte delle emergenze dell'Aquila, giù a Napoli all'epoca, abbiamo requisiti immobili. Come si dice, a estremi rimedi bisogna poi agire in qualche maniera. Eppure, secondo il capo della polizia, il Veneto sarebbe una delle regioni meno coinvolte dalle decisioni del Ministero. Questi territori sono quelli dove ne stanno arrivando di meno, quantitativamente il numero non è amplissimo, ma è chiaro che l'aiuto va chiesto a tutto il territorio nazionale, ma questi sono gli aspetti, come dire, più dell'assistenza e dell'accoglienza nei quali io non sono direttamente coinvolto. Tra questure chiamate a identificare decine di profughi e la denuncia del sindacato di polizia COISP, che lamenta il fatto che gli agenti abbiano dovuto in alcuni casi dare ai profughi anche le proprie divise nuove, è evidente come la situazione sia difficile. Ci stiamo nascondendo dietro a delle cose che poi i miracoli avvengono perché poi ci sono dei volontari, delle persone che si danno da fare e che riescono anche a inventare delle soluzioni preziose e importanti. Mi sembra che dal punto di vista istituzionale non ci sia la capacità di avere questa creatività.